Nel comune di Pozzonovo, in provincia di Padova, a circa 2 chilometri dal centro del paese, verso la frazione di Stroppare, in località Ca' Polcastro, si trova Villa Polcastro Centanin. Emerge nettamente nel percorso sia per la posizione in una curva a gomito, sia per la torretta altana di gusto Art Nouveau che la caratterizza. Ciò che noi osserviamo oggi è la trasformazione di inizio XX secolo di un insediamento che forse inizialmente modesto risale al XV secolo, allorquando Sigismondo Polcastro, famoso medico in Padova, iniziò a investire in terreni e valli da pesca a Pozzonovo. Presumibilmente la vera e propria trasformazione di annessi rustici in villa da parte dei Polcastro si ebbe solo tra il XVII e l'inizio del XVIII secolo. Non a caso l'oratorio dedicato a San Gaetano d'Atiene risale alla fine del XVII secolo. Nel 1862 la villa, con i vicini terreni agricoli, divenne proprietà Centanin. Ai Centanin si deve l'attuale configurazione risalente all'inizio del secolo scorso. La famiglia dei Centanin, originaria di Villa Estense e Stanghella, per lungo tempo era stata affittuaria dei Polcastro. Nel 1987 gli eredi Centanin vendettero la villa e il terreno adiacente al comune di Pozzonovo, che ne è attualmente proprietario. L'immobile venne utilizzato come centro di recupero di tossicodipendenti dalla comunità incontro di Don Gelmini, che nel 1991 portò numerose modifiche alla villa per adeguarla alla nuova destinazione d'uso. Nella parte destra fu demolita una muratura portante al piano terra, che innescò un grave dissesto strutturale che compromise anche il tetto. Alla fine degli anni 90 del secolo scorso, la comunità incontro decise di abbandonare l'edificio. La parte sinistra dell'edificio, rimasta in buono stato e non compromessa dalla ristrutturazione, è diventata sede della locale protezione civile, mentre la parte destra, oggi ancora cadente, è transennata. Il prato arborato, antistante la villa, viene invece utilizzato dal comune per attività con i bambini e feste paesane. Dopo un periodo di abbandono, l'oratorio è stato restaurato nel 2015.